Buonasera a tutti, benvenuti a questo concerto dall'insolito titolo La famiglia Bach a Venezia. Ovviamente la famiglia Bach non è mai stata a Venezia, però questo concerto cerca di ricreare un filo conduttore che parte proprio dalla scuola veneziana per arrivare al nord della Germania, dove i Bach, perché parlo dei Bach come una famiglia di oltre 200 musicisti di chiesa professionisti che esercitavano la loro attività. Il nostro concerto prende avvio da un doveroso omaggio a Josquin des Prez nel 500° anniversario della sua scomparsa e poi parte proprio dalla scuola veneziana con due autori molto rappresentativi quali Giovanni Gabrieli e Claudio Monteverdi. Di Claudio Monteverdi faremo due salmi, Salmo 110 e il Salmo 6, un salmo penitenziale, che termina con delle parole molto tese. Signore, non punirmi nella tua ira, non castigarmi nel tuo furore. Pietà di me, Signore, sono sfinito. Poi arriviamo al momento di passaggio. Sono stati molti i compositori che dal nord dell'Europa sono arrivati fino a Venezia. Tra i tanti abbiamo scelto Heinrich Schütz, un compositore di Dresda che andò a Venezia per ben 2 volte. La prima volta per studiare con Giovanni Gabrieli e la seconda volta per incontrare proprio Claudio Monteverdi. È probabile che i due abbiano potuto far musica assieme e poi Schütz ha riportato in Germania, a Dresda, quello che era lo stile compositivo che ha sentito a Venezia. Noi vi presenteremo 2 brani molto diversi. Uno è un mottetto, So fahr ich hin, che porta lo stile del madrigale veneziano di Monteverdi applicato alla musica sacra. Il tempo in cui Schütz scriveva era un tempo molto difficile, erano gli anni della guerra dei 30 anni e questo mottetto porta proprio tutta la tensione e anche lo smarrimento di quel periodo. L'altro compositore che incontreremo poi è il primo della famiglia Bach, Heinrich Bach. Siamo all'inizio del 600. Il brano che vi proponiamo è un Kyrie che sembra scritto da un autore veneziano, in quanto si trova una contrapposizione tra 2 cori tipica della scuola dei 2 Gabrieli. In realtà Heinrich Bach non ha mai incontrato i Gabrieli, ma un brano di questo genere testimoniava una prassi che probabilmente era in uso all'epoca e che ben faceva pensare a uno scambio di informazioni che c'era tra la scuola veneziana e quello che c'era al nord d'Europa. Per i brani successivi vi dirò in seguito. Buon ascolto.
Ci addentriamo ora nella famiglia Bach. Come ho detto precedentemente, più di 200 compositori erano attivi tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento come compositori di chiesa e tutti avevano il cognome Bach, quindi una famiglia sterminata di musicisti. Il più celebre ovviamente è Johann Sebastian, ma Johann Sebastian è come il punto di arrivo di una famiglia che aveva al proprio interno dei compositori di grandissimo talento. Cosa hanno preso dalla scuola veneziana? Molto. Prendiamo due elementi in particolare: la policoralità, cioè il fatto di poter dividere il coro in due gruppi, e poi lo stile rappresentativo, cioè entrare nella parola e rendere con gli affetti quello che il testo voleva dire. I brani che adesso andremo ad eseguire sono alcuni tra i tantissimi che si potevano scegliere. Il primo che andiamo a eseguire è proprio di Johann Bach, un fratello del nonno di Bach, di Johann Sebastian, e fratello tra l'altro anche di Heinrich Bach che abbiamo precedentemente sentito. Il titolo di questo brano è Unser Leben ist ein Schatten, la nostra vita è come un'ombra. Ritorna la tematica precedente della difficoltà della vita in un periodo molto difficile. Uno dei versi con cui di questo brano è proprio: Signore, insegnaci a non dimenticare che siamo tutti mortali, anche noi qui non avremo modo di restare, tutti ce ne dovremo andare, dotti, ricchi, giovani o belli, tutti dovranno partire. Sono i versi con cui termina questo grande mottetto, diviso in 3 cori a 9 voci. Il compositore proprio prescrive che ci sia un coro presente e un coro lontano che rappresenta quasi il pensiero di ogni cristiano. Segue un altro compositore, Johann Michael Bach, e questo è, potremmo dire, un cugino di Johann Sebastian, anzi il fratello di un secondo cugino, una generazione precedente. Anche qui una tematica simile, questa idea dell'affidarsi a Dio. La cosa interessante è che c'è un uso del doppio coro, anche qui, che troveremo in un gruppo più piccolo e un gruppo più grande. Ci avviciniamo poi ai brani sempre della famiglia Bach con altri 2 mottetti che presentano un aspetto particolare, cioè l'inserimento di una melodia da un corale, cioè una melodia che tutti conoscevano. È una cosa molto simile a quello che avveniva nella Chiesa cattolica con l'utilizzo di un cantus firmus gregoriano. La melodia del corale invece fa parte della tradizione luterana. Di questo faremo un brano di Johann Christoph Bach, Fürchte dich nicht, cioè non temere, tu sei già salvato perché Dio ti ama. È quasi un brano che è quasi una dichiarazione d'amore del cristiano verso Dio e viceversa. Infine, con l'ultimo brano arriveremo a Johann Sebastian, in cui troviamo tutti gli elementi assieme. Il brano si presenta come un doppio coro, vedrete il coro che è diviso in 2 parti, e alla metà del brano il coro si riunisce e su un contrappunto molto fitto si trova invece la melodia di un corale luterano. Cosa ci sia della scuola veneziana in quest'ultimo brano non si sa, non è dato da sapersi. Noi pensiamo che ci sia molto in realtà, in maniera inconscia. Tutto quello che è stata la lezione dei Gabrieli di Monteverdi è arrivato fino al nord e lì si è potuto sviluppare e ha preso una vita propria.
Oh